mercato ittico all'ingrosso di Chioggia si appresta a celebrare i suoi primi 60 anni di attività e lo fa in grande stile, con un nuovo e vivace look confezionato su misura per l'occasione. La sala aste è infatti stata impreziosita da 10 banner bifacciali, raffiguranti il logo nuovo e uno striscione esterno di ben 15 metri di lunghezza con impresso lo slogan «Dal 1960 custodi dell'Adriatico». Il direttore Emanuele Mazzaro riporta i dati lusinghieri del fatturato. Nel mese di giugno, per la prima volta durante il 2020, ha superato del 4,5% quello equivalente allo stesso mese del 2019, nonostante l'emergenza sanitaria ed economica in corso. È un risultato eccezionale che ci fa ben sperare nel futuro, dichiara il direttore, e anche per questo motivo ha scelto di rinnovare l'immagine del mercato attraverso una nuova installazione visibile anche dall'esterno che ci rende ancora più riconoscibili. La cerimonia per i primi 60 anni di attività avrà luogo in autunno, sarà sobria e nel rispetto delle misure vigenti. Il mercato ittico, tuttavia, non ha mai chiuso durante i mesi più bui, pur vivendo una consistente perdita di traffico. Ci siamo mossi per mettere in sicurezza gli operatori e il lavoro, prosegue Mazzaro, predisponendo un piano che tutti hanno seguito con ordine, sapendo che senza queste persone il pesce non sarebbe arrivato sulle tavole dei clienti. A loro va la mia più sincera gratitudine. I numeri del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia sono notevoli e inseriscono la struttura nel primo distretto ittico d'Europa. 40 milioni di fatturato anno, 11.000 tonnellate di prodotto commercializzato, una flotta di oltre 350 pescherecci attenti alla sostenibilità della risorsa e del mare attraverso progetti ambiziosi con l'Università di Padova e dell'ISPRA. Almeno 50 persone hanno partecipato nelle prime ore del pomeriggio di oggi al sit-in organizzato dalla Lega all'esterno dell'ex base militare di Conetta, dove fino al 2018 erano ospitate centinaia di richiedenti asilo. Il motivo della protesta sta nella paventata riapertura della struttura, avanzata come ipotesi dal prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, in seguito alla rimonta dell'emergenza da Covid, che nell'ultima settimana ha visto una trentina di migranti nigeriani, aperta parentesi, positivi al virus, essere traslocati dalla Croce Rossa di Jesolo fino a 2 strutture private alla periferia di Cavarzare. Il sindaco di Cona, Alessandro Aggio, ha quindi messo le mani avanti rispetto a questa evenienza, sostenendo che il piccolo comune è stato fra i pochi a non avere al suo interno persone contagiate dal virus, oltre ad aver già dato in termini di accoglienza. A supportare il primo cittadino sono accorsi gli onorevoli Andreuzza, Fogliani, Vallotto, Bazzaro, oltre ad esponenti di leghisti delle città vicine. I deputati della Lega hanno scritto una lettera allo stesso prefetto per avere chiara l'assicurazione che Conetta non riaprirà. Intanto questa sera alle 20:30 in Piazza Dante nella frazione l'amministrazione incontrerà la cittadinanza per discutere del tema e raccogliere le istanze della popolazione che potrà partecipare indossando la mascherina e mantenendo la distanza prescritta. Anche il segretario del sindacato FSP della Polizia di Stato, Mauro Armerao, è solidale con i manifestanti. Se dovesse succedere, per il commissariato di Chioggia sarebbe il collasso, ricorda il prefetto Zappalorto che, come tutti gli uffici di polizia della provincia, non è arrivato il benché minimo rinforzo estivo, figuriamoci dover provvedere a rimuovere nuovi blocchi stradali dei profughi. Ennesimo atto della telenovela sul parcheggio scambiatore all'Isola dell'Unione.
Dopo che l'Avvocatura Civica e il dirigente del settore lavori pubblici hanno stoppato la volontà della maggioranza consiliare di fermare il progetto, avviando il comune verso la firma, e mentre nella seduta di domani il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Paolo Bonfà, promuoverà un ordine del giorno per rivendicare la decadenza del pubblico interesse alla realizzazione dell'opera, con revoca dell'affidamento, la parte tecnica dell'ente prosegue spedita verso il contratto. Una determina firmata dall'ingegner Stefano Penzo, infatti, assegna proprio al Consorzio Stabile Imprese Padovane, titolare del cantiere per il futuro parcheggio scambiatore, il compito di sagomare l'adiacente campo sportivo Gambelli, in dotazione alle squadre giovanili dell'Unione Clodiense, allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività agonistica ai ragazzi anche durante i lavori edilizi. Lo scorso gennaio, infatti, era emerso il problema della coesistenza negli spazi limitrofi che aveva messo a rischio il proseguo delle partite casalinghe nei campionati giovanili. La soluzione scovata allora riguardava proprio la riduzione delle dimensioni del campo sportivo, concordate con il CONI e con la Federazione Italiana Gioco Calcio, salvando capra e cavoli. Poi la tempesta Covid e il cambio dell'amministrazione, riportando alla realtà dell'intervento di tecnici e avvocati civici. Le opere in questione, relative al terreno di gioco, vengono programmate prima della ripresa delle attività sportive, quindi durante le presenti vacanze estive. L'importo totale ammonta a quasi 46.000 euro compresa IVA, ma è probabile che già a partire dal Consiglio Comunale di domani nuove nubi si addenseranno tra la maggioranza e gli uffici comunali. Domani, martedì 21 luglio, avrà luogo una seduta del Consiglio Comunale incentrata su 13 argomenti. L'inizio è fissato alle ore 9:30. La riunione non sarà accessibile in sala dal pubblico, ma potrà essere seguita in diretta streaming dal sito istituzionale del comune chioggia.org. Dopo la concessione di un permesso di costruire in deroga per l'ampliamento di un'impresa ittica e il riconoscimento dei comitati di frazione nello statuto dell'ente, si parlerà molto di lavori pubblici, con le mozioni del consigliere Jonathan Montanariello nei confronti dell'assessora Alessandra Penzo. Più nello specifico, due testi contrapposti tra maggioranza e opposizione torneranno a dibattere del parcheggio scambiatore all'Isola dell'Unione, mentre gli altri ordini del giorno riguarderanno la linea diretta di autobus verso l'ospedale di Mestre, la contrarietà al commissariamento delle autorità portuali, il bonus facciate e il piano dei Ghezzi, sotto il focus di Beniamino Boscolo e Marco Dolfin. Infine, la consigliera Barbara Penzo chiederà che siano reperiti seggi alternativi agli istituti scolastici, onde effettuare le elezioni regionali il prossimo 20 e 21 settembre. Il Comune di Chioggia ha pubblicato questa mattina nell'albo pretorio online le graduatorie 2019 per gli alloggi di edilizia residenziale popolare. Nei termini di scadenza stabiliti dal bando sono pervenute all'ente 210 domande, utili a formulare sia l'ordine di posizione di quelle accolte, sia l'ordine di protocollo con il dettaglio dei singoli punteggi, che l'elenco degli esclusi. Gli elenchi non contemplano i riferimenti nominativi, bensì il numero dato dall'ufficio protocollo all'atto della presentazione e saranno visibili per 30 giorni da oggi. Gli interessati possono presentare il ricorso al TAR contro le graduatorie entro 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, ovvero dopo il 20 agosto prossimo.